Il Veneto, laboratorio nazionale, lo descrive così Luca Zaia, il progetto di affidamento di 750 milioni di euro come sostegno alle imprese attraverso la riassicurazione del credito. Lo strumento presentato oggi dal governatore insieme all'assessore all'economia e sviluppo Maria Luisa Coppola e al presidente della finanziaria regionale Giorgio Grosso vedrà la collaborazione attiva fra la regione Veneto, Veneto Sviluppo, i confidi e gli istituti di credito. Noi non possiamo permetterci ancora di mettere imprese in difficoltà e assolutamente non possiamo più permetterci di sentirci dire tutti i giorni che a fronte anche di buoni propositi, a fronte anche di buoni provvedimenti, poi lo scontro, il muro sul credito non si apre mai. Uno strumento rivolto alle piccole e medie imprese per ottenere liquidità grazie alla collaborazione con gli operatori finanziari. Un aiuto che prevede finanziamenti per importi molto importanti, 700 milioni, 750, rappresentano una massa di investimenti che va a toccare circa 3-4 mila imprese in un momento di grande crisi, e quindi riteniamo uno dei più importanti interventi fatti negli ultimi anni e nel momento giusto. I tempi di accesso al credito saranno ulteriormente ridotti grazie anche al sistema online che consentirà agli istituti di valutare i casi e decidere quindi per l'erogazione del credito. Abbiamo creato uno strumento che è la domanda elettronica, che dovrebbe consentirci un vaglio molto veloce di queste pratiche. C'è un primo tempo che comunque è difficile comprimere, che è quello della banca. La banca e il Confidi devono fare una primissima valutazione di ammissione della pratica, ma una volta che questa pratica è stata, valutata positivamente, l'iter successivo è rapido, perché dal momento in cui noi riceveremo la domanda di finanziamento su questo modulo elettronico con il vaglio positivo alla banca, ci metteremo, ci siamo dati un tempo massimo che è di 20 giorni, quindi un tempo brevissimo, ecco, nel contesto attuale.